Mi ricordo quell'anno lì trovai un istruttore di volo e con un fotografo inglese siamo andati ad Assisi a lanciare persone in carrozzina, che è una roba che non sta né in cielo né in terra, perché se uno si lancia con un istruttore, ma non ha bisogno della carrozzina. E siamo partiti da 2000 metri e siamo stati 2 giorni a far volare queste persone. Loro erano felici, il fotografo si è dovuto abituare, io non sono salito perché avevo paura, e ecco, di quei 2 giorni abbiamo tirato fuori 2 scatti. E questo era per dimostrare che se l'uomo nei suoi sogni eroici da sempre era quello di imparare a volare o di volare, in maniera metaforica, ma per rafforzare un po' un concetto che anche le cose che noi facciamo banalmente sono delle imprese. L'ultimo catalogo l'abbiamo fatto a Venezia, che è la città sicuramente con più barriere architettoniche, certo, in assoluto. E per dirti un aneddoto, ieri ero lì a Venezia, la preoccupazione di loro disabili era il livello dell'alta marea. Tu pensi a questo quando vai a Venezia? Per quale motivo? Perché siccome le stazioni dei traghetti flottano su e giù, l'altezza della marea decide se hai la rampa o se hai il gradino, e se non hai uno o l'altro devi capire se ci riesci o meno a salire. Cioè, per dirti,